Gente Eventi, il piacere di seguire musica a Palazzo Sinimbani, sono con Romano Sinimbani che diciamo che è il deus ex machina, ma soprattutto, come possiamo definirla lei? Un mecenate perché porta da 22 anni queste cose qua. Sì, io ho accettato di buon grado ancora 22 anni fa, quando il comune di Cavarzere mi chiese la possibilità di fare un concerto qui in questo palazzo. Io ho accettato di buon grado, dopodiché l'acustica è buona. L'ho rinnovato nella sua veste diciamo così storica e questo concerto sono 22 anni, sempre apprezzato, spero che continui. Fortuna di avere e il comitato cittadino di Grignella, che sono tutti ragazzi ormai erano ragazzi che mi danno una mano anche nell'allestimento. Il comune è sensibile a questa promozione chiamiamolo culturale, qua in questa zona un po' fuori mano, dove concerti se ne fanno pochi, quindi penso che sia meritevole sia da parte del comune che di tutti avere questa possibilità di questo concerto. Diciamo che è un aspetto culturale, ecco. Mecenate qua a Cavarzere e poi anche presidente della Confagricoltura della zona, quindi è una persona impegnatissima e ha uno dei palazzi più belli. Noi vi invitiamo a visitarlo, che è asburgico. Cos'è? Dell'impero austro-ungarico, è stato fatto quando c'era il dominio dell'Austria in Italia. Diciamo, ho fatto delle ricerche, non sono molto precise, ma attorno al 1820-1825. Assolutamente da visitare, assolutamente complimenti anche per la ristrutturazione. Adesso seguiamo la sua serata. Grazie. Fontolan, vice sindaco di Cavarzere, 22 anni che fanno questa manifestazione qua. Innanzitutto penso che una grande parte del merito sia alla famiglia Sinimbani. Voi come amministrazione, io ho seguito un paio di cose nel vostro teatro, che tra l'altro è un teatro bellissimo. Siete molto veneziani nel vostro DNA, o sbaglio? Beh, se per veneziani intendiamo avere nel DNA il gusto del bello, il gusto della cultura e la volontà di fare le cose di qualità, allora sì, certamente siamo veneziani in questo. Il fatto di essere poi il paese natale di Tullio Serafin, un grande direttore, uno dei più grandi di tutti i tempi, certamente fa sì che la musica in questo panorama abbia un ruolo certamente di primo piano. Celebrare la famiglia Sinimbani perché penso che chi mette a disposizione una struttura come questa, ma soprattutto una passione come questa, è giusto sia celebrata ed è giusto sia celebrata da un amico. Innanzitutto la ringrazio per la domanda e per avermi invitato a dire qualcosa praticamente sugli organizzatori, chi da ormai 22 anni crede a questa edizione. E secondo me è un aspetto importante e positivo, soprattutto anche per il territorio e quindi per il territorio veneziano, per il territorio veneto, per il territorio anche polesano. Quindi un ringraziamento particolare deve andare, è un riconoscimento, deve andare a questa famiglia Sinimbani, Romano e la moglie Valeria, che da ben 22 anni si adoperano e mettono a disposizione palazzo, mettono a disposizione passione. Esatto, ma non solo, ma basti pensare che per organizzare
una serata del genere servono mesi, io sono da fonti sicuri che loro lo preparano, oserei dire, di anno in anno. E poi è molto importante anche la veneticità che ci mettono in queste manifestazioni. Basti pensare che già dal prossimo anno sembra che faranno una serata dedicata a Vivaldi, proprio in tema del territorio, in tema del nostro Veneto. Ecco. Siamo qua in questa bellissima cornice della tenuta Sirimbani, grazie naturalmente alla presenza del ragionier Sirimbani, della sua gentile signora, sempre molto ospitali nel darci questo bellissimo posto, e per questo concerto che giunge alla 22esima edizione, tra l'altro, all'insegna naturalmente anche della varietà, perché abbiamo avuto orchestre, abbiamo avuto solisti, abbiamo avuto gruppi, e quest'anno avremo un quartetto di artisti composto da pianista, soprano, tenore e baritono, che spazieranno praticamente un po', diciamo, tra i vari generi. Si andrà praticamente dalla lirica, quindi con i classici di Mozart e di Donizetti, e poi su fino al musical con Bernstein, fino all'operetta con Lear, con La Vedova Allegra, e poi addirittura ci spingeremo addirittura anche al genere forse più amato dagli italiani, cioè la canzone napoletana.